Benvenuti allo stadio comunale di Cinto Caomaggiore per la semifinale d'andata tra Virtus Summaga e San Giorgese. Scendono in campo la Virtus Summaga con Sartori, Mazzolin, Peste, Simonato, Furlanetto, Simonato, Zanforlin, Ferraresso, Peste, Morsanutto, Gerolin. A disposizione Marcon, Deci, Conte, Battistuta, Ouana, Tallon, Nadalon di mister Drigo Fabio. Risponde a San Giorgese con Benvenuto, Cattel, Cincotti, Boato, Comin, Simonetti, Pavanel, Comunian, Rubin, Boatto, Saramin. A disposizione Pasqual, Cibin, Bortoluz, Sutto, Gatto, Gusso, Soncin, Valle, Andreta. Allenatore Armando Cincotti. Dirige l'incontro l'arbitro Brian Bidinotto della sezione di San Donà. Con noi per il commento tecnico mister Cristian Terreo. Buonasera a tutti, partita che si preannuncia molto interessante, due squadre che punteranno molto su questa coppa, ci sarà a divertirsi. Ecco, tutto pronto per il calcio d'inizio. In tenuta classico verde il San Giorgese, completo total giallo per la Virtus Summaga. Sarà la San Giorgese a battere il calcio d'inizio. Tutto è pronto, l'arbitro ultimi controlli. Ci siamo, è iniziata la partita. Manovra a centrocampo la San Giorgese, palla in avanti, fendente lungo per gli attaccanti, palla viene controllata, attenzione, la difesa recupera bene, allarga sulla destra, palla intercettata, riparte subito la San Giorgese, apre a destra, cross centrale, già primi pericoli per la difesa del Virtus Summaga. Palla a distanza, prima conclusione in porta da parte della San Giorgese, para bene Sartori. Ecco che riprende il gioco adesso Virtus Summaga, manovra centrocampo, palla in avanti, lato destro, nulla da fare, rimessa laterale per la Virtus. Rimessa in avanti, controllo della palla, niente, la palla esce di nuovo, sarà ora la San Giorgese a battere questa rimessa laterale. Ecco, palla in avanti, palla intercettata sulla mediana, avanza la San Giorgese, nulla di fare, si torna indietro, per il momento il gioco è ancora un po' spezzettato, le due squadre sono molto corte. Ecco, San Giorgese manovra sulla sua sinistra, in avanti, rimessa laterale. Sì, sì. Ecco la palla viene messa in mezzo, siamo al limite dell'area. Si gira, viene affrontato. Attenzione, nulla di fatto, recupera la difesa della Virtus Summaga che ora manovra sulla destra, lancio lungo in avanti per l'attaccante. Zanforlin controlla, viene atterrato, niente da fare, l'altro non fischia nulla, regola il vantaggio. San Giorgese in possesso palla, allarga da sinistra a destra, ora avanza con Comin conclude, palla alta, nulla di fatto. Ecco, mister Terreo, possiamo già dire qualcosa sulle formazioni, il modulo di gioco? Sì, è San Giorgese che si presenta con il classico 4-2-3-1, Virtus Summaga si sta difendendo con i 4-2 e quindi sta cercando di uscire dalla propria metà campo. San Giorgese è molto aggressiva che in 2 minuti è già data al tiro 2 volte. Infatti per il momento il pallino sicuramente ce l'ha la San Giorgese che già anche in queste occasioni recupera sulla palla. Ecco palla ribattuta, in questo momento la San Giorgese manovra qui 4 dietro, giro palla difensivo per ora avanzare sulla 3/4. Palla in avanti, palla lunga per Rubin,
palla viene lavorata sulla sinistra, adesso vediamo se arriviamo al cross, la palla è debole, però se ne impossessa Pavanel, conclusione ribattuta, però è sempre la Sangiorgese che attacca, altra conclusione dalla tre quarti, palla alta. Decisamente meglio in questi primi minuti la Sangiorgese. Ecco, si è ripartita adesso. Virtus Maga cerca il fraseggio corto, non cerca sicuramente palle lunghe per questo momento, ma però è penalizzata. Altra palla pericolosissima in aria, attenzione, nulla di fatto. Bravo l'estremo difensore Sartori ad anticipare l'attaccante del Sangiorgese, era un'azione molto pericolosa. Siamo riparte ora la Virtus Maga, palla ma viene subito intercettata. Cattel avanza, serve Rubin che di nuovo Cattel, triangolo, attenzione stiamo entrando in aria, la palla viene in mezzo sul secondo palo, tira, conclusione ribattuta, altro tiro da distanza, nulla di fatto, sopra la traversa. Cristian sicuramente la Sangiorgese in questi primi minuti sta interpretando molto meglio la partita. Sì, molto più aggressiva, molto più sul pezzo. Adesso abbiamo visto una bellissima azione di Cattelan sulla destra che entra in area, palla messa lì indietro in mezzo, sempre pericolosa. Il tiro purtroppo è andato alto, ma Sangiorgese molto vicina al gol. Ecco qua la Sangiorgese che manovra sul lato sinistro. Ora il retropassaggio indietro, di nuovo al centrocampo, niente, palla intercettata, riprende velocemente su Maga, contropiede, siamo un 3 contro 3, attenzione, manovra, no nulla, l'ultimo passaggio è errato, interviene Benvenuto che fa palla sua, si riprenderà da una rimessa dal fondo. Ecco la manovra iniziata, Sangiorgese che lavora sulla tre quarti, possesso palla in avanti. Bella uscita da parte del Sangiorgese, si va sempre con Cattelan che spinge molto sul lato destro, palla in profondità, Rubin di spizza nulla a fare, intercetta la difesa del Sumaga, ora riprende il centrocampo, ancora Cattelan, è sicuramente uno dei migliori in campo in questo momento. Ora siamo sulla linea difensiva della Sangiorgese, giro palla. È una Virtus Cristian racchiusa indietro, 11 uomini dietro la linea della palla. Sì, molto attendista, fa fatica a uscire, a tenere sul pallone. La Sangiorgese ha approcciato molto meglio la partita. Cattelan e Cincotti molto bene sugli esterni, subito a trovare il riferimento Rubin e la squadra sale, quindi molto pericolosa. La Sangiorgese è già andata al tiro 4-5 volte nel giro di 7 minuti e quindi per il momento il canovaccio della partita è molto chiaro, insomma. Sangiorgese in avanti e la Virtus Maga tende inizialmente a mantenere il risultato. Ecco, vediamo chi va a battere questa punizione. Siamo sulla tre quarti avanzata della Sangiorgese. Sarà Comunian a calciare. Comunian parte, palla in centro area. Ancora la palla Sangiorgese, nulla da fare. Altro pericolo sventato dalla retaguardia della Virtus Maga che comunque sta soffrendo tantissimo dietro. Ora si apre sulla destra, avanza. Palla per Boato che apre a destra, sempre Boato allarga ancora, nulla di fatto, niente. La Sangiorgese è sicuramente sul pezzo. Si è già ripresa l'attacco avanti, siamo con Boato che lavora. Giro palla dietro, ancora esce bene, Boato qua, siamo sulla destra, guarda avanti, non c'è nessun movimento interessante, tiene palla, aspetta l'avanzata di Cattelan, nulla da fare, alleggerisce dietro, gioca le due centrali difensivi, spostano l'azione dalla destra a sinistra, il Sumaga retrocede e mantiene questo atteggiamento difensivista. Bene il controllo da parte della Sangiorgese che sta svariando da destra a sinistra, Cristian. Sì, Boato a metà campo sta dettando bene i tempi, la Virtus Sumaga cerca di uscire, però a volte esce un po' a vuoto. Sono bravi la coppia Comunian-Boato a far girare a vuoto i centrocampisti avversari e a trovare gli attaccanti.
Adesso sembra che la Virtus Umaga abbia preso un po' le misure e stia cercando di uscire con un po' più di cattiveria. Palla corta, si torna di nuovo, palla in centro, viene anticipato, difesa, niente da fare. Interviene Sartori che para, rilancia subito in avanti, davanti c'è solo Peste, chiaramente in grossa difficoltà, sta giocando da solo in avanti contro 3 difensori. Queste palle lanciate lunghe veramente, Cristian, è difficile. Sì, il Virtus Umaga sta facendo molta densità sulla zona della palla, ma spesso viene mandato fuori giri perché veramente sta lavorando bene anche con gli esterni bassi la Sangiorgese, quindi è molto difficile prendere il tempo, prendere spazio in questo campo, e quindi la Virtus Umaga in questi primi 10 minuti è molto molto in difficoltà. Adesso vediamo se riuscirà a fraseggiare un po' di più per far correre anche la Sangiorgese, perché in questo momento veramente c'è un po' di confusione da parte della Virtus Umaga che sta subendo l'iniziativa neroverde. Ecco ancora come sempre palla la Sangiorgese che allarga sulla sinistra. La Virtus si rifugia ancora in rimessa laterale. La Virtus marca a uomo dietro. Viene chiamato lo schema da parte di Cincotti. Palla denso sotto palo, fuori, nulla da fare. Lancete dicono 11 minuti giocati finora, sicuramente, come dicevamo prima, Cristian, molto meglio la Sangiorgese, che ora lavora sempre la palla da sinistra a destra, possesso per Cattelan, Cattelan lavora in centrocampo, mediana in avanti, si cerca profondità, nulla da fare, la difesa della Virtus che è sempre schiacciata nell'area riesce a recuperare questa palla ma perde sulla palla. Rubin apre a destra, palla messa in centro, niente ribattuta, rimane con il suo possesso che ora ecco, salta il suo uomo, tiene il palla, via in contrasto, perde la palla, attenzione potrebbe essere una ripartenza, fermata, Comunian ferma l'avanzato avversario, la squadra della Virtus chiede un cartellino giallo, l'arbitro non è d'accordo, si limita solamente al fallo. Ecco un tema potrebbe essere, Cristian, queste ripartenze basse da parte della Virtus Umaga che cerca di prendere palla e verticalizzare subito. Sì, è già la seconda volta che la Virtus riparte bene, purtroppo è già la seconda volta che si trova 3 contro 3, però tutti e due gli attaccanti attaccano la profondità, passaggio leggermente all'indietro e i difensori riescono ad anticipare. Comunque due belle azioni della Virtus Umaga che non si sono concretizzate negli ultimi 30 metri. Fallo a fuori della Sangiorgese, palla sistemata sulla mediana, si apre da sinistra a destra, c'è sempre Cattelan che si propone, ha sempre quei 20 metri in avanti, appoggia Rubin, Rubin controlla, Rubin serve benissimo, Cattelan ancora in profondità, Cattelan va verso il fondo, Cattelan in mezzo, nulla, la palla esce, peccato. L'asse Rubin-Cattelan, la catena di destra funziona veramente bene, spesso e volentieri Rubin esce dall'area, viene a cercare l'1-2 col suo compagno e fino adesso è uno dei temi principali di questa partita. Sì, Rubin sta giocando esterno a destra nei tre davanti e sta mettendo molto in difficoltà anche perché il numero 8 del Virtus Umaga fatica ad accorciare su Cattelan che fa sì che ci sia sempre il 2 contro 1 contro il terzino in maglia gialla, quindi stanno mettendo molto in difficoltà sulla catena di destra la Sangiorgese. Ecco, rimessa laterale sempre Cattelan serve in mezzo per Comunian allarga di nuovo a sinistra, palla in mezzo, ecco, niente da fare, nulla, ecco, punizione al limite per la Sangiorgese, fallo su Saramin, vediamo chi sarà l'incaricato di questa punizione pericolosa, siamo sui 25 metri dall'area difesa da Sartori, centralmente qua può che sia un destro che un mancino. Sembrerebbe Boato, intenzionato, no, scusate, non è Boato, sì no è Boato, scusate, è Boato, vediamo se calcerà in porta oppure cercherà un compagno sul secondo palo. Alza il braccio, probabilmente è uno schema, pronto in allenamento,
movimento degli attaccanti, botta, aspetta un attimo, palla sul primo palo, passaggio dietro, apertura, conclusione ancora, vola Sartori, grande parata, la palla lambisce a traversa, complimenti, altro bel schema, questo possiamo dirlo Cristian, schema pronto in allenamento. Bello, bellissimo schema, Boato che chiama lo schema, palla in avanti per lo scarico dietro per Comunian che fa una grande conclusione al volo. Qui bisogna fare i complimenti all'estremo del Virtus Umaga perché ha fatto una gran bella parata, è andato a prenderla sotto il 7 qui. Sì. Aumenta la pressione del Sandorzese, corner. Palla sul secondo palo, nessuno esce, l'altro fischia, è un fallo, trattenuta probabilmente. Ecco ancora, ecco un piccolo errore della Sandorzese, subito approfitta, Sandorzese nulla da fare, il coppia centrale respinge ancora, si chiude la difesa e torna di nuovo in possesso a Sandorzese che ora manovra, il solito fregio dalla sinistra alla destra. Sicuramente i due esterni della Sandorzese stanno spingendo veramente tanto questa sera, questi primi 15 minuti di gara. Ora vediamo che la Virtus cerca di riaprire il gioco, lato sinistro, terzino, Peste viene anticipato sempre da Cattelan che veramente sta correndo per 4 oggi. Sì, il centrocampo della Sandorzese sta facendo la differenza stasera, i due fratelli Boato insieme a Comunian veramente le prendono tutte loro e dettano i tempi con i due esterni, Cattelan e Cincotti che si alzano bene, stanno veramente mettendo in grossa difficoltà la Virtus Umaga. Stiamo questo corner, palla corta, si andrà al triangolo veloce, profondità, palla in mezzo, bravissimo ancora Sartori che si oppone a questa conclusione dai 10 metri. È comunque una Sandorzese che sta veramente attaccando in massa in questo momento. Sartori sta tenendo in vita la Virtus Umaga in questo momento con due belle parate. Ecco ancora grande rischio da parte della Virtus Umaga che però riesce a uscirne. Ora approccia in avanti con Mazzolini che avanza, guarda in mezzo, profondo ancora, va avanti da solo, triangola, palla in mezzo, il centrale difensore recupera, chiude l'azione, conclusione da 15 metri da parte del numero 7 Zanforlin, facile tra le braccia di Benvenuto. Benvenuto ha già dato palla al centrocampo, palla in profondità, Rubin va a spallate, la palla ora in possesso della Virtus Umaga che lavora a centrocampo, si allarga prevalentemente sulla sinistra, è sempre comunque Morsanuto l'unico giocatore di qualità da parte della Virtus, due giocatori appoggiano la palla a lui. Attenzione, prima la palla, Morsanuto in possesso palla, in profondità, la palla viene intercettata dall'onnipresente Cattelan che chiude in questa azione, calcio in avanti, però è Mazzolini a recuperare subito la palla per Peste, guarda l'assesto dei compagni, appoggia per Morsanuto dai 25 metri, tiro alto sopra la traversa, si è abbassato molto, è una prima conclusione interessante da parte della Virtus Umaga. Forse Morsanuto, il numero 10 della Virtus, è quello che tecnicamente e qualitativamente ha qualcosa in più. Sì, è già la seconda volta che ci prova, qui un tiro molto interessante, la palla si è abbassata, alla fine purtroppo è uscita sopra la traversa, comunque in 2 minuti la Virtus Umaga ha già calciato in porta 2 volte, quindi insomma sta uscendo un po' dal guscio. Ecco. Rubin va in contrasto per la palla ancora, ecco, è sempre lui, è sempre Morsanuto che dà i tempi, Morsanuto allarga a destra, intercetta dal centrocampo del Sangiorgese, allarga a sinistra, la palla non viene intercettata, si riprenderà con la rimessa laterale della Virtus. Siamo a centrocampo, si avanza per la Virtus Umaga, il giocatore alle spalle, rimessa laterale per la Virtus Umaga, che in questi ultimi minuti Cristian sta salendo. Sì, ci ha messo quasi 25 minuti insomma, per uscire un po' dalla propria area, però già 2 conclusioni, insomma, sta prendendo un po' di coraggio e quindi trasportato un po' dal suo numero 10 sta facendo qualcosa di buono. Eccoci qua, altra palla scagliata in mezzo all'area, nulla da fare.
E ancora San Giorgese che esce con Comunian palla al piede, guarda il suo compagno in movimento da parte del numero 9 Boato, palla in profondità, è ancora una volta Sartori che si oppone, altra bella azione da parte della San Giorgese. E le occasioni stanno veramente, sono tante adesso per la San Giorgese. Altro corner, numero 5 per la San Giorgese. Ah no, non è ancora in laterale, attenzione, abbiamo sbagliato. Ecco, palla lavorata, sempre Cattelan che lavora questa palla, questo pallone centrale, attenzione, la palla passa fra tante gambe e va in rimessa dal fondo. Cattelan è sicuramente una spina nel fianco da parte della difesa della Virtus Umaga che ancora non ha capito bene come contrastarlo. Conclusione di Boato, respinta dalla difesa. Ecco qua siamo con Rubin che avanza, entra in area, calcio sul palo, palla tesa e ancora una volta la difesa, ma l'azione non è finita, niente, palla che il giocatore alle spalle, lavora la palla bene, conclusione di Boato al lato. Era ancora un'altra bella trama da parte della San Giorgese che non trova però la porta avversaria. Chiama uno schema, palla sul secondo palo, palla arriva dall'area, attenzione, nessuno ne approfitta, nulla da fare, qualche timida protesta da parte della Virtus Umaga, l'arbitro fa ampi gesti, non è successo nulla. Si andrà al calcio lungo probabilmente per Summaga, palla in profondità, Rubin va in possesso, gioca bene di sponda, lavora per Boato, Boato cerca l'1-2 di nuovo con Rubin va l'1 contro 1 in profondità, entra in area, guarda in compagno in mezzo, calcia malamente sul primo palo, si poteva fare sicuramente meglio questa azione. Vediamo come imbastire questa azione, battuta velocemente, attenzione un po' impreparata difesa della Virtus Umaga che però riesce a chiudere l'iniziativa, rientra in possesso palla e c'è un potenziale ripartenza. È sempre Mossanuto che veramente va via di forza, però da solo Mossanuto lavora la palla a destra, profondità, palla ancora per Mossanuto che si fa dalla palla, guarda il passaggio dei compagni, in avanti, sponda, ancora Mossanuto che chiude sul primo palo al lato. Le azioni pericolose della Virtus passano sempre per i piedi di Mossanuto. Sì, gioca con una facilità veramente disarmante quando ha la palla al piede. Qui tentativo un po' velleitario perché da fermo dai 20 metri non poteva impensierire il portiere della San Giorgese, però Mossanuto veramente un bel elemento. Ecco, Peste su sinistra, guarda compagno, va in profondità, cerca uno contro uno, scodella la palla in mezzo, purtroppo non c'è nessun compagno. La palla è uscita, rimessa dal fondo. Punizione sulla tre quarti, lato sinistro. La palla verrà scodellata sicuramente in mezzo all'area. Vediamo i movimenti. L'altro fischia. Palla sul secondo palo, attenzione, scivola velocemente. È bravissimo il difensore centrale della Virtus Umaga a anticipare l'attaccante e non si capisce bene, però secondo me non c'è nessun tocco. L'altro ha visto comunque un intervento dell'attaccante e quindi sarà rimessa dal fondo. Eccoci qua con Sartori pronto la rimessa dal fondo, palla profonda e l'altro non concede nessun minuto di recupero, si va sugli spogliatoi con il primo tempo, siamo 0-0 tra Virtus Umaga e San Giorgese. Inizia in questo momento il secondo tempo tra Virtus Umaga e San Giorgese, valevole per la semifinale di Coppa Veneto Orientale Memorial Elio Gaggiato. Palla in possesso della Virtus Umaga, sempre Mossanuto che tiene palla, subisce fallo, si
partirà con una posizione sulla tre quarti difensiva del Virtus Ummaga, se ne incarica il centrale difensivo Furlanetto che lancia lungo, palla in possesso della Sangiorgese, lavora il pallone numero 7 Pavanel in profondità, viene anticipato il numero 10 Boato. Ora conclusione del numero 9 da parte della Virtus Ummaga Peste, palla che esce. Si partirà con Benvenuto che appoggia al suo centrale difensivo, si va da Cattelan guarda che i suoi compagni, profondità, solito momento di Rubin che va incontro, scarica dietro, palla intercettata e si ripete con la messa laterale da parte della Sangiorgese. Sangiorgese in avanti, palla ancora in rimessa laterale. In questo Christian i due mister non hanno optato per nessun cambio, quindi fiducia agli 11 iniziali. Sì, fiducia agli 11 iniziali. La Virtus Ummaga si è presentata dopo 45 secondi con un tiro, anche se a lato di molto, però insomma credo che il mister abbia parlato in spogliatoio e la Virtus Ummaga voglia fare un secondo tempo un po' più aggressivo. Sembra più intraprendente in questo inizio di ripresa il Ummaga, probabilmente il mister ha dato qualche indicazione tattica alla squadra. Si allarga il numero 11, palla pericolosa, palla messa in mezzo, attenzione, pericolo, ma nulla da fare, sventa la difesa della Sangiorgese che si rifugia in rimessa laterale. Sì, sembra che in questo secondo tempo il Ummaga sia passato a 3 dietro. Ecco, queste sono indicazioni, Cristian, è solamente un momento oppure può essere una scelta definitiva? Ma abbiamo visto che il Virtus Ummaga ha fatto entrare il numero 18 Talon e che si è messo in mezzo allargando un po' Marsonetto, quindi vedremo nel corso dei minuti se questa sarà solo una chiave tattica per tutto il secondo tempo o solo per le fasi iniziali. Probabilmente il mister Drigo ha visto la difficoltà in mezzo al campo e è corso ai ripari. Sì, la Virtus Ummaga faceva molta fatica a chiudere sugli esterni e quindi la Sangiorgese aveva vita facile sulle catene di destra e sinistra. Adesso sembra che abbia allargato Marsonetto per mettere in difficoltà sull'esterno la Sangiorgese, quindi vedremo con il passare dei minuti. Bene, ecco la palla per il numero 3 Cincotti Michael che avanza, salta il suo avversario, palla in mezzo, Boato lavora, sale il numero 7 Pavanel cassa in mezzo, anticipo il tiro difensivo della Virtus Ummaga che sventa il pericolo, è comunque ancora contrasto in mezzo al campo, ecco il Virtus Ummaga che avanza ora sulla mediana, siamo sul dischetto del centrocampo, è sempre il numero 10 Morsanuto a tenere palla, salta il suo avversario, punta ancora, va in profondità, retrocede, ora passa indietro, la palla sempre in possesso della Virtus Ummaga, intercettata ora dalla Sangiorgese che riparte, palla per Rubin che però la perde malamente, regalando la rimessa laterale alla Virtus Ummaga. Virtus Ummaga che ora manovra sul dischetto del centrocampo, si va avanti sempre con Morsanuto in profondità, palla intercettata, ora è la Sangiorgese a ripartire, posizioni per Rubin che avanza, Rubin va in possesso palla, 1 contro 1 col centrale, appoggia dietro il numero 7 guarda in mezzo, va su, la palla viene intercettata, calcio d'angolo per la Sangiorgese. Nel movimento di Pavanel non c'è stato un seguito da parte di Rubin. Pavanel aspetta il suo compagno, vediamo chi andrà a battere questo corner. Se ne incarica il numero 8 Comunian si posiziona la palla sulla lunetta, si avvicina Boato che a distanza vediamo se farà un fraseggio corto vicino all'angolo oppure andare a batterla in mezzo. La Sangiorgese chiede di rispettare la distanza, l'altro fischia, gioco a 3, se ne impossessa Cincotti, si serve in mezzo all'area, sbroglia la difesa del Virtus Ummaga, di nuovo in possesso Sangiorgese, palla in mezzo, scivola l'attaccante, la palla viene rimbattuta al limite dell'area, la riprende,
si apre la Virtus Ummaga, buona chiusura da parte di Pavanel che gestisce, fa rimpalla la palla sull'avversario e si recupera la rimessa laterale. Sarà Cincotti a incaricarsi di questa rimessa laterale. Cincotti guarda i compagni, c'è però poco movimento in questo momento. Ecco, gira la palla, siamo col centrale difensivo Simonetti allarga, va in profondità, la punta, sponda, bella giocata a 3, la palla però è troppo lunga, non ci arriva. Rubin, rimessa dal fondo, ora vediamo il Virtus Ummaga che allarga sul suo fronte sinistro, è sempre Morsanuto a portare palla, Morsanuto 1-2 al limite, scaglia un tiro bellissimo al lato del portiere. Comunque Benvenuto era ben messo e se era sospetto l'avrebbe intercettata. Comunque bravo Morsanuto che ancora una volta è il giocatore più pericoloso della Virtus Ummaga. Catelan guarda il comportamento dei suoi compagni di squadra, va per un lancio lungo rimessa laterale, palla in profondità, ancora rimessa laterale, però questa volta l'arbitro indica che sarà per la Virtus Ummaga, nulla di fatto per gli avanti della Sangiorgese. Sangiorgese che lavora con i suoi centrali difensivi, giro palla, che interessa anche il portiere Benvenuto che torna sulla destra, andrà Simonetti col lancio lungo in profondità. Valle è entrato mi sembra con un bel piglio, Cristian. Sì, è stato un cambio ruolo per ruolo, Pavanel Valle, però mi sembra che svari molto e dia molti punti di riferimento ai suoi compagni. Adesso è Cincotti con la messa laterale per Valle che passa in mezzo, Valle che lavora il bel pallone al limite dell'area, lavora per Saramin si gira, ancora Valle sempre al limite, ora ne esce, appoggia dietro per Cincotti salta su uomo, Cincotti calcia, nulla da fare, esce a destra. Conclusione che poteva essere un po' più pericolosa. Un momento di stasi in questo momento. Sì, siamo al 16°, partita che fila via un po' più equilibrata dal punto di vista della lotta a centrocampo. La Sangiorgese fatica a trovare giocate pulite, la Virtus Ummaga cerca di ribattere colpo su colpo. Si può già dire che siamo sull'ottica di 180 minuti in questo momento. Sì, chiaro, adesso i minuti cominciano a passare, la Sangiorgese vorrà assolutamente trovare il gol, la Virtus Ummaga sta cercando di ribattere colpo su colpo, si sta riorganizzando dopo l'uscita di Morsanuto, vediamo. Nulla da fare questa punizione sprecata, ecco la Virtus Ummaga che allarga sul lato destro, velocissimo il numero 18. Nulla da fare, la palla di nuovo recuperata dalla Sangiorgese. Si riprende, Cincotti in profondità, palla dentro l'area, non si gira, ancora Cincotti che guarda in mezzo, scaglia il pallone sul secondo palo, numero 11, batti ribatti, la palla è sempre al limite dell'area, la palla non esce, l'altro vede una spinta dell'attaccante della Sangiorgese, pensiamo sia stato Saramin, si riprenderà con una punizione al limite dell'area per la Virtus Ummaga. La prima finta, conclusione sulla barriera respinta, altra conclusione in mezzo all'area, c'è un fuorigioco, nulla di che l'altro non fischia, attenzione, grande intervento da parte di Benvenuto, grosso pericolo per forse l'occasione più chiara, forse l'occasione più nitida per la Virtus Ummaga in questa partita. Sì, dagli sviluppi di un calcio di punizione respinta dalla barriera, palla che è ritornata in mezzo, sospetto fuorigioco tra le proteste della Sangiorgese, ma per 2 tentativi la Virtus non è riuscita a metterla dentro, anche per una grandissima parata di Benvenuto. Sembrerebbe che sui corner adesso la Virtus marcasse a zona. Sì, rispetto al primo tempo che marcava uomo, ora si va a zona. Altra occasione per corner.
Vediamo se cambia sistema. Palla lunga sto secondo tempo. Esce il portiere. Palla che sembra veramente. Vediamo se Sartori ha avuto un contatto fisico, l'altro non ha visto niente. La palla veramente è uscita di un nulla. Sì, qui tutti in tribuna da parte sangiorgese stavano esultando al gol, palla che è uscita di pochissimo. Altra rimessa per la sangiorgese che in questi minuti finali cerca un forcing finale per portarsi a casa la vittoria da Cinto Camaggiore. Altra palla sul lato destro della sangiorgese che avanza, profondità. Gol! Grandissima conclusione! Grandissima conclusione di Comunian che di prima intenzione si gira e conclude sotto il 7. Gran gol questo, eh? Sì, bellissimo gol. Purtroppo è uscita male la Virtus che voleva rinviare sulla propria fascia, invece ha messo la palla al centro, si è avventato Comunian dal limite dell'area con una bellissima girata sotto la traversa, l'ha messa dentro, gran gol. Minuto 38esimo, cambio risultato a Cinto Camaggiore, Virtus Ummaga 0, Sangiorgese 1, Comunian. Niente, ancora la Sangiorgese che riparte, azione pericolosa, Valle velocissimo, Valle al limite, punta l'uomo, lo salta, si accentra, conclusione sul secondo palo, bravissimo Sartori che si allunga sul lato sinistro ed evita il 2-0. Poteva essere l'azione del KO. Sì, gran ripartenza della sangiorgese da destra a sinistra, Valle rientra sul destro, gran tiro e bella parata del portiere. Assisteremo a un altro corner per la sangiorgese, siamo vicini al 90esimo, aspettiamo solamente di vedere quanto tempo il signor Bidinotto concederà. Come sempre Comunian a battere il corner. Intanto la Sangiorgese sta preparando un altro cambio che verrà effettuato dopo il corner, palla lunga sul secondo palo, colpo di testa mi sembra del numero 11 credo. Di Saramin, palla sopra la traversa. Ecco, andiamo col cambio che avevamo detto. Deve essere 3 minuti di recupero. Ecco Conte che va in possesso di palla per solo per un secondo, la perde subito. Sempre Valle che serve Saramin in profondità, bella chiusura quella di Fullanetto, sicuramente Fullanetto è il più positivo del reparto difensivo della Virtus Ummaga che chiude, gli concede anche la rimessa laterale. Batte questa calcio d'angolo, mischia in aria, attenzione, altra palla che nulla, l'arbitro aveva già fischiato, l'attaccante aveva spinto il suo avversario, quindi si ripartirà con una punizione da dentro l'area per la Sangiorgese. Stiamo solamente a questo punto aspettando il fischio finale dell'arbitro. Sì, erano 5 minuti di recupero, ma ci sono stati 2 cambi, quindi ha fatto giocare un minuto in più. Io credo che adesso sul rinvio fischierà alla fine. Ecco, vediamo, questo è il momento di questa battuta da parte di... Penso che qua siamo proprio alla chiusura. Ecco sempre Comin che andrà al calcio lungo. Comin calcia, l'arbitro decide che la partita è terminata. Semifinale d'andata tra la Virtus Ummaga e la Sangiorgese, termina 0-1 per gli ospiti, gran gol di Comunian. Siamo a commentare con Cristian Terreo questo finale di partita. Cristian, il tuo parere? Sì, vittoria meritata alla Sangiorgese. Purtroppo nel primo tempo non ha sfruttato le occasioni che ha avuto, secondo tempo molto generoso da parte della Virtus Ummaga, però da quando è uscito il suo faro Marsonetto ha arretrato il baricentro e la Sangiorgese ha trovato un bellissimo gol con Comunian. Comunque bella partita, rimane viva per la gara di ritorno, complimenti alla Sangiorgese ma anche alla Virtus Ummaga. Da Cinto Camaggiore è tutto e buona serata a chi ci ha seguito. Buonasera.